Le sponde del torrente Campea tra i comuni di Farra di Soligo e Follina saranno unite da un ponte che prenderà il nome di Ponte dell'Umanità, dando continuità al percorso ciclopedonale conosciuto come Cammino delle Colline del Prosecco, con partenza da Vidor e arrivo a Vittorio Veneto, 53 km lungo le colline del Prosecco elette Patrimonio dell'Umanità UNESCO. L'opera sarà finanziata con fondi regionali e realizzata da Veneto Strade. Il costo sarà di circa 200.000 euro e ieri è stata posata la prima pietra in località Campea da Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. Si prevede la conclusione dei lavori per febbraio. Meta di un turismo slow attraverso vigneti, boschi e pendii, per Zaia questa ciclopedonale si potrà definire la nostra via de Santiago de Compostela, un elemento di sviluppo dell'offerta turistica ecocompatibile che già oggi conta 250.000 turisti l'anno, il 66% dei quali stranieri, ma che in alcuni anni può arrivare anche a 1.250.000.